Amigos e amigas, ben agattaus, ben ritorraus, un saluto umano, come sempre di Alessio Mura in Artis Maestro e come sempre Zeo in noi posi contai, anzi Zeo in noi con ospiti cosa nostra, posi contai un arroghedo dessa storia, dessa musica fatta in Sardegna, di questo bello viaggio che ogni volta si ci porta in un luogo differente, potto viai uno musicista differenti o una musicista differenti e poi dai unisa de musica, de vita, di questa chiesta in sa vita che entra in sa musica e sa musica che entra in sa vita. Oggi teniamo su come ospiti Elisa Carta. Ben agattata. Commentista, sta tutto bene? Tutto bene, grazie. Bene meda, bene meda. È stato un piacere, Manu, a te in questo programma cosa nostro, poi regionare con tu, di questa musica che vai, di questa chiesta in sa vita, cosa tua, dei commenti. Torna a questa musica entra dentro dessa vita. Ecco, cominciamo su del singhiazzo. Chi esti Elisa Carta? Chi sei? Elisa Carta è una cantante che canta da 22 anni. In su 2021 è stato il suo primo disco intitolato Incontro. È una femmina attaccata a me da Sarraghina Arsuasa, che sono mesas a Campidanesa, da Isala e Babu, che è de Monastir. Monastir è staccante domo mio. Eia. Santo spara, quindi sono vicino pure, in qualunque maniera. E mesas sono de Reginas Goceaninas, che mamma è urteina, di Urtei, Goceano. Bultei, in italiano, no? Bultei. Che è una bidda vitticchedda, no? Eia. Noi 100 abitanti, sì, ahí ci proso manco, ecco. E quindi? Irmaniende mi sono vista che Sarraginas Goceaninas sono più forti. Che questo luogo su Goceano, questa idda, Urtei, queste domittas antigas, questo silenzio, queste arvures, questo monte che bada. Tutto mi fa edda da in cui, tutto. Mi fa edda da chi per aular de oro. Questa è una bella cosa. E commenti tu fai? Non lisco, però ergai. T'arribante fuedos de oro. Eia. Bese. È una bida, poi tu esti un giacimento de oro. No. Però vado un silenzio importante, chi non può mai vivido in Sassari, in Tattari, manco in Monastir, su Goceano. Un luogo particolare, ecco. Entra in sa musica cosa tua, questo silenzio. Ti intendisi cosa tua? Ti intendisi in sa musica tua, su silenzio? Meda. In sa musica, in sa vita, che io sono una femmina che non fa edda da meda. In sa musica ergai su mattessi. Ha una maniera di cantare meda intima, quando canto è commente che sia commente Manadu Gino Marielli de sua azienda Manadu che ha salutato, ciao un Gino, saluto a Gino e a tutti gli altri sopori, insomma. è una persona bellissima Gino e io Manadu che devo quando canto sussurro e può essere che questa cosa mi sta arrivando dai su Goceano. Può essere, perché il logos in noi seus nascius, seus pesaus, cresceus, intranta in sa vita cosa nostra e lassanta s'arrastigeddo, no? Un arroghedo, e quindi si va a diventare su chi seus. Chi deve già una definizione a sa musica cosa tua, commenti da voi si definì? Quali musica sa intranta in sa musica cosa tua? Quali sono i sonus? Devo ascoltare da sa musica brasiliana, sa bossa nova, João Gilberto, Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, Caetano Veloso, sa bossa nova meda. E sa musica italiana, che in domo mia mamma e babbo ascoltavano a me da sa musica dei anni 60 ed è un momento sempre questa canzone bellissima intitolata Sapore di sale. Si te ricordavo già i tutto, forse è difficile ad avere, però ognuno dà ad ascoltare a maniera cosa sua, ad ognuno ha la sua orrugetta dove ti rappresenta da
una bella parte di questa storia della musica italiana, una fotografia, no? Che stava a Virma in Sagonca dessa gente. No, musica brasiliana, musica italiana, questa musica italiana, sa cantone, promessa cantone più bella italiana è Come profondo il mare di Lucio Dalla. E poi su jazz, è un genere che è stato importante a me da questa formazione mia musicale, che ho vivido 15 anni in Parigi, in cui ho ascoltato meda jazz, sono stata a meda concerto di jazz, festival, rassegnas, e ho finito fatto una scuola di canto jazz, con una maestra che si chiama Caroline Faber, e poi su 2003 ho leato la laurea in canto jazz sul Conservatorio del Tattare Luigi Canepa. E ho ascoltato medas, cantanti jazz, sas antigas, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Helen Merrill, e sar modernas puru, Cassandra Wilson, Didi Bridgewater, e sas italianas puru, Maria Pia De Vito, Barbara Casini. Sì, tutto un nome di importo che all'inquina maniera pruso forse gli americani usanti lassau un usegno. Quindi potete suonare che questa formazione cosa tu è, una formazione in noi desti. Essa musica che viene del Sud America, essa musica brasiliana, su jazz, essa canzone italiana, ecco. Ma chi te si già una definizione dessa musica cosa tua? Deus è Elisa Carta, Deus sono gusto. Da Denisi una definizione. Chi non da Denisi non ti fai nulla, dopo cercare il nostro lavoro si anda bene. Musica intima. Bisi. È un uovo di importo intimo. Ti è una intima, che di essere di intro. Dai profondo, dai su profondo. È bella questa cosa, questo è vero, gli sfuegdos e su sentito, su chi poneo in una canzone, bessi di intro, no? Però deve essere noso, bravo a dove intenda esatto. È importante che questo fai arrivare questa musica tua a esatto. Per me è importante, perché se non passo pubblico, perché so cantante, per me non mi interessa. È un'energia che è andata e tornata. Ma questa musica deve di piacere prima a tu o deve di piacere più esatto? No, a me. Che guarda, calma, non si da rennegare. Io sono serio, però non sto facendo su problemi. E poi mi indazzicco. No, credo che questa musica sia bella per me. Certo. Ma di tutto. In primis po' nostro, in primis po' tui e appustisi po' esatto. Ecco, questa è una cosa dentro. Se no non ho bassa sincerità. Ecco, e questa è una bella cosa. Tocca ad essere sincero e onesto se vuoi fare musica, secondo te. Eia. Ma in sa vita. Sa vita pure. Sa vita, sa musica su... Adesso no, singhizzo. Sa vita, sa musica in 30 Sa vita, è sa musica, è sa vita. Se non sono sincera, noi che andare. Al logo. Al logo venuto, come ti racconto. Andame. Contausu su zonu del programma di oggi e dopo adesso con questa rubrica Calizone. Sperimentali. Un vuoi dopo mille sono quando si chiama di musica. Pomedas a sperimentare questa musica o a misturare i generi pondi fai uno nuovo. O concordare musica con una inas e sonosu chi va che non c'entri nuda sono con s'altro. Ma torroso va con cosa. Pomedas a nai musica sperimentali è stessa proprio cosa di nai musica elettronica. E medas considerano a suo compositore Pierre Schaeffer come il babbo di questo genere musicali. Ma non è manco di aici, casi che questa prima composizione elettronica dessa storia da concordata su sperimentatore egiziano Alim El Dab, che ha impreato una registratore a fio pondivindicare su sono de su zar, una veste in nui si sananta is femminas con tumbarino, su litus e cantus. Torrò in sostituto cosa di issus e posta muricai sonus e dai vocavo a pillo una canzone tutto noa. Sa prima dessa storia dessa musica elettronica, accanto si scidi con suo titolo Tabir al-Azhar. Su prima fu idea di musica sperimentale è stato John Cage, uno dei artisti del suo genere più noti in suo mondo, che partendo dessa musica classica ha cominciato a misturare matematica e numeri su questa musica, concordando struttura ritmica noasa e sono su de botto, su vascasa de bagno, pingiatas e atrasainas che con questa musica pago diventa prazzì. Su trabalho di isso è stato di ispirazioni vinces a artisti come Frank Zappa, Radiohead e Velvet Underground. Poi isso, una azioni sperimentali e cosa in noi non si scidi e andata versi a pillo.
In pari a Cage, a Singhizzo, i nomini si funti gusto su desamericano su Christian Wolff, Early Brown, Meredith Monk e Philip Glass. E des europeus Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez, Yannis Xenakis e Luciano Berio. Ma si anda da fuori dai vinza ad sperimentazioni in sa musica, e quando du vadeusu, a Marolla d'Occa d'Andiogai a Pillu nomini si d'importo come Bjork, con l'elettronica cosa sua, di Amanda Galas, che imprea da Sabogi sua, commenti che sia da una aina, uno sintetizzatori. John Zorn, con sa mistero de jazz, hardcore e altro suono su cosa sua, e plus accanto del noso, vincesa de Ryoji Ikeda, con su glitch. I artisti si strummas a denominare antessi ancora medasa, casi che sa sperimentazioni intrada in ogni luogo musicali, dessa world music su jazz, de su rock su reggae, dessa elettronica su folk. E in Sardegna, gli artisti sardosu, pragi di sperimentare, a misturare il suono, su concordare che l'incuna cosa del nuovo. E a Icci, in gli ultimi anni, funti bessi usapillo e straballo su de Jacopo Incani, più conosciuto come Io sono un cane, che sta renesce si vesti mai bene vinzas in Europa. Sa parte sperimentali del suo traballo di Francisco Medda in arte a Rogalla, con sa misturo dessa musica tradizionale e designas classicas dessa musica sarda con s'elettronica. Su progetto Clavius de Daniele Ledda con Saina che tiene di su proprio nomini concordata a partire del suo concetto di pianoforte approntato di John Cage. Su traballo de Sarram e de Marta Loddo con su progetto Mumux. Commenti per ogni cosa, sa Sardegna non varra da goa e concorda sono chi, partenti di noi andant atteso. Finzasa con sa musica sperimentali e sa sperimentazione. Seconda parte di questa regionale di oggi, il programma Cosa Nostro, se puoi dendi di musica e di vita, come ti fate sempre, ma vince sa de canto, il logos, in scali nasceus e cresceus, poi intessi di importo, fosse chi fadeus, questo poi l'artista sa chi teneus come te ospiti, sì, e vince sa de canto sia da de questi punti is influences, in suo caso specifico, is influences musicali dei ospiti nostra che è Elisa Carta. Elisa, e che è sa musica po' dui? I testi sa musica poi Elisa Carta oggi in 2023? Sa musica per me è qualche cosa di me da intimo, è qualche cosa che mi permette di narrare cose che si costruiscono da eseguire per aulas. Sono un sentito profondo e misterioso. Quando canto è scomente che si all'assende fai dare con l'Elisa antica, chi di me da cose, da sempre. Quindi torras a go in suo tempus. Eia. Ai cesti. Ascoltas a me da musica? Sa verità è come non, perché dopo ascoltato meda in sos annos come non da po' gana, tutto sa sorigra si stracca, non discopro it. Ci punti questo tempus in scalisi nosu cicaus da oro, cico de mi firmai uno pago non ho de non ascoltare nuda, però de provai a mudai uno pago is ascolto su chi faccio, perché nuda non è possibile, viveus in un mondo chiesti in questa musica esti de quando andas a bottega a pigliare su vai finza a su notte quando ti croccas quando a lui si sarrà due si sempre in musica, quindi non è facile e magari finza musica chi non si piace, c'è sti musica che a non ti piace? O sta musica ti piace tutto? No, non mi piace su rock. Andavo a pari. Sa musica metallara, su punk. Basta. Insomma, da se già il bogavo bello a rogo, non è stivago. Fateus uno brinchidetto a papasa e fu da uso dei commenti asi comenzavo, de calestetti su percorso cosa tua, finza si arrivai a oggi, in su 2023. Commenta si inghizzavo, che alle punti si inghizzano. Ho cominciato che avevo 7-8 anni in una corale, che si naraia corale Luigi Canepa, in Tattari. Ed io cantai in su coro de Sarboches Biancas, de su spizzinnoso. Da in cui ho cominciato a studiare su pianoforte classico in su conservatorio de Tattari
Sa musica classica è stata uno dei suoi primi generi musicali che ho ascoltato. E poi si baia da sa musica italiana in domo, che mamma e babbo ascoltavano sa cantones italianas, Domenico Modugno, Gianni Morandi, e a me mi piace a me da. Il classico italiano, Ia. no? E poi a 18 anni ho cominciato a cantare come solista in un gruppo di musica cubana e in cui devo cantare a me da sorboleros e su song che sono sa specialità più conosciute da questa musica cubana. E questa è stata un'esperienza molto importante per me, che ha compreso due cose. La prima, che mi piaceva a me è stare sopra su palco, meda. E la seconda, che mi piaceva a me a cantare a sola, proite ha cantato in una corale e in suo gruppo fia a sola. Sì, solista. Cioè, vi è stato il suo centro di attenzione, Questa è una cosa di importante. Insomma, hai fatto un'esperienza che potete suonare un pago accademica e un pago di formazioni live, no? Che è una cosa di importante. Esti sul luogo cosa tua, su Valco? Cioè, esti un luogo in cui da gatta sa bene, noi ti intendisi bene, ti intendisi tu e boh. Sì. Meda semplicemente. Poi Ergonomia. Ho fatto 3-4 concerti mannos in teatro italiano. Mi sono vista che su teatro promesse domo. Sa dimensione giusta, Sì. no? Questa è la stessa dimensione giusta. Tu sei una che le canzoni cosa sua da fare in sardo ma vince in italiano. E questo è un bilinguismo giusto, no? Potete suonare aici. Tagatta sa meglio con su sardo o con su italiano? Sa lingua italiana è bella meda, mi piace meda. Però sa lingua sarda, come intendere al Bacchisio Bandino, che è un antropologo de Bitti, che io amo meda, isse narra da che sa lingua sarda è sa lingua de sa mamma, sa lingua de su latte, sa lingua de sa ditta. Ed io penso che in questo momento sono orientata più a sa lingua sarda, che a certe cose che sono intimas, che erano cantate in lingua sarda e basta. Mi posso permettere una cosa? Adesso forse si può tasere mamma, che c'è questo accappio con suo fatto che questa è una lingua del mamma. Sa mamma non è solo sa mamma di una figlia, sa Certo. mamma è sa sardina, sa terra, sa mamma, dea madre. Sa terra cosa nostra. Quindi ti intendi proprio sarda a intro, Eia. pruso che è italiana? No, italiana non so, proprio nuda. Vuoi arrivare così? Sì. Un po' così. No, italiana no. Mi dispiace che caso italiano l'ha poi studiato, si scuola in italiano, però sa lingua de mamma è su sardo, non su italiano. E quindi pensa che sia di importo a reguai su sardo, a tu teni a fare questa custodia di questa lingua? È importantissimo. Ti lunaro in italiano, mi dispiace. No, Ciccitu Masala, scrittore, poeta, drammaturgo di Nughedu San Nicolò, naraia, se a un popolo gli togli la lingua e gli lasci tutto, quel popolo morirà. Se a quel popolo gli lasci la lingua e gli togli tutto, quel popolo continuerà a vivere. E quindi, insomma, non è reso questa una cosa di importo. Noi ci causa de fai, ogni volta uno traballo con questa lingua. Si piace di... Tu hai una cosa... Ovviamente fai una cosa a singhiezzo di questa puntata che da una tappo fatto fai. E vedi questa desiscusai con Susardo. Ognuno di Susardo cosa sua e Susardo tu vuoi da questa maniera cosa sua. Questo è un programma in noi Susardo, ci cosa tu vai conosci. Pensa che Susardo non tu vuoi tanto. E grazie a Dio posso negare. Cioè se senti bene, dopo dirò sui sommicelli sono Safrini. Si piace di Vinza Santa stessa musica, dove vedo su videoclip. Chiese non ser mai in oeses fusilă contra chelu
le sopra che lui se muscara cara noi che candela sulla mia lacrima steghera Deo sui noe frima soe frama chi non si studata Medimi a pago Su en tu soe Colo in tu Eso strumento è neo No rosa so escrare Derise oe So strumento è neo Bono proe No rosa so escrare Rosa so escrareo No rosa so escrareo Uno contro l'altro noi come candela spegnimi lacrime di cera sono qui immobile fiamma che non si spegne soffiami a poco se mi imbocca il vento a noi le radici affondano lacrime di terra siamo noi alberi ombre che ci difendono crescono a poco su en tu soe colo in tu eso strumento a neo no rosa so escrareo derise oe so strumento a neo bono proe no rosa so escrareo no rosa so escrareo no rosa so escrareo no rosa so escrareo no rosa E se sull'ompius a state tresi des partesi del suo programma Cosa Nostru de Oi, se usa regionendi con Elisa Carta, finza del suo fatto che issa si intende di commenti giusto sarda, che a su sardo è stessa lingua dessa mamma, commenti in racconto, e dei commenti sia da importo ad mantenere via. Ognuno di noi del su sardo cosa sua e issa fu da uno sardo bello, come è bello, quindi non ti devi scusare di nulla, anda bene a ici.
Foi dato invece de un vago pruso de questo trabalho discografico cosa tua. Hai fatto Bessio Canno, un disco bello, da ascoltare, poi quando ben ti ospiti non è che tu lo conosci bene prima, a me piace meda, però ho lo sci finza sa commenti da si fatto, commenti nasciti, quali punti stati di passaggio su chi punti a Pavasa. Tanto 2 anni fa che è stato si incontro. Sì, 2 anni, a po' sbagliato, scusami, però insomma. 2020? No, 2021. Quindi insomma. Stessido pro s'etichetta lombarda Maremano Records. In questo disco ho potriballato con Michele Pioledda, che è un iscrittore mannu de Benetutti, insieme da Zuadu Meda pro sas paraulas de sas cantones. Poi si bada Francesco Piu, che è su un panzo meu, è un bravissimo bluesman. Si ha arrangiato tutte le canzoni del suo disco e ha scritto pure un paio di musica. Pro questo sul disco è un paio meta blues. Troppo blues? No, è giusto. E poi si bada Ernesto Nobili, che è un musicista bravissimo napoletano, un autore, produttore, compositore, che ha scritto Battor Musicas. E poi si bada uno special guest lunario in inglese, Gino De Crescenzo in arte Pacifico, che è un autore mannu. Ah sì, certo. Che amo in Italia, scrive professor Manno so dessa cantone italiana, Gianni Morandi, Gianna Nannini, ha scritto pro Adriano Celentano, Ornella Vanoni e ha scritto finza pro me. Una musica di una cantone che si intitola Da Maia, che è in suo disco. Questo disco nasce da poesi de medas annos di riballo, a suonessi deghe. Insomma. Inue apo chircadu spuntos o ideas, poesias, cantones. E una die sono stata fortunata che apo conosciuto a Paolo Pillonca, che è suo nome mannu dessa Sardegna. Sa bonamma, certo. Giornalista, scrittore, chi mi regalaia libros, mi naraia contos, mi regalaia testos de cantones. E una die mi intervenitu chindo un libro e mi hanno detto: questo libro tu non puoi non conoscerlo, lo devi leggere. E fi su libro de Maria Carta, l'unico libro che sa di scritto, Canto Rituale. E difatti si da questo libro è nascita Efisio Concas, che è stessa cantone che ha cantato pro questa trasmissione. Paolo mi ha fatto conoscere a Michele Pioledda e grazie a questa persone speciale ha compreso chi queria fare cantare in lingua sarda e chi queria fare in queste cantones de gusto che aveva vivido quando via minore in saida de mamma in Urtei. E difatti su disco è dedicato a Cusaida e a nonna mia. Poi te di questo titolo, questo disco? S'incontro? Sì. S'incontro è una tradizione che si fa in Pasqua. Certo. Sa Madonna, che si incontra da chi su Gesù. Questo è idea. La pregunta è, poi si scioverà proprio questo titolo? Che è dedicato a, come non dico come si narra in sardo, gli incontri. Esattopius. Però questo è speciale. Questo che lasciano da Susi. Eia. E qual è stato questo incontro speciale? Non lo posso narrare. Che commenti? Tanto ci sei scetticoso e tutto su spettatori da altra parte, quindi insomma potete essere tranquilli. Però è stato un incontro di sicuro speciale. Esatto, è stato talmente speciale che è scommente che ha inteso non so come dire. I scampanas, no? No, i fucili. I fucili. Li voltei sparare.
Sparai, certo, certo. Su bracchelu, come te fa che ne... Quando c'è questa festa, quando si va e si incontra. Vabbè, certo, come si va in vita nostra, quando si esce di vostra processione, no? Ci punti in calincuno luogo, i su scuetto, in calincuno luogo i sposillisi. Che è la stessa tradizione. Ecco. Tornando su disco di Oso Vuoi Dao, insomma, commenti, quando andas a suonare, no? Su concerto, qual è la stessa formazione cosa tua? Andas a sola o tenisi un gruppo che ti accompagna? Come sto suonando in due formazioni. Sa prima è in duo, so che chitarra, che uno chitarrista. E sa seconda siamo in battoro e siamo o che chitarra, percussione e basso contrabbasso. Però mi sto pensando a studiare la chitarra perché... O se andai a sopra pure? Ti da piace a suonare a sopra pure? Cioè, è una cosa che si fa proprio si decidi, poi che mi piace la libertà di mi muovere mi Gramana e sto andando in Napoli, Roma e sto andando a Sassola. Certo. Ti sto vedendo, ora va quest'ora, insomma, e questo programma serve di poco lavoro. Adesso fatto che in moi è un po' difficile, vinza a gattare serata, no? A suonare. E te non è questa cosa, cioè come ti si può dire, chi te potete suonare, non so fate su promozione, quindi che voi potete essere Elisa, ti gattavo sui social, no? Chi ti contattai? Facebook, YouTube, su canale meu, su disco in piattaforma digitale, Spotify. Certo. È difficile che un artista non si di vendere, bigare nella persone chi schini fare questo mestiere. Certo, quindi manager o gallincono che sia da chi si accosti da un manager, no? Certo. Punti. Mancano, hanno bisogno in Sardegna, sono rare, hanno bisogno praticamente. Beh certo, no, io devo ciccare questa persona giusta, poi te pidessi pizza sono una persona che ti di un po' di sensibilità, potrà ballare con un artista, finza che ti di una grande sensibilità come sei tu, no? Intimidati, non è che posso andare a che uno che vende di concerto se poi festa se ti dai ciò è questo puro, a suonare davanti a questa gente è bello sempre, però tocca da sci, finza i materiali tenisi in mano, no? Quindi, è scritto punto ascoltando di Elisa, è noi pronta? Con il suo gruppo, tra poco, finza sa sova pure con questa chitarretta, poi che l'incona sarà. Iscritto e sonau, essa rubrica Cosa Nostra, che vuoi del libro, del video e delle altre cose. Il progetto Macchica nasce su 2012-2011, preso manco. Nasce un batterista di musica punk, metal, fino alla crossover, quando vi dicevo che dudeo. Ma in questo periodo mi sa che stavo solo, poi cominciavo a viaggiare per traballo, con questa associazione cosa mia, e mi sono agattato in difficoltà di questa batteria, un pacchetto grande di portare in Ryanair. Dunque si pubblicava una chitarra, dopo agattare, dopo dare il suo nome Macchica, poi avere il nome di un personaggio della vita mia, sesto. E con questa chitarra cominciavo a giocare, a sperimentare. Dopo nominato un progetto Brutal Folk. L'idea è questa di piegare su folk, su questa musica nostra, su suono dessa musica nostra che non è mera educao, è un pacchetto pro agio. Brutal, poi doiare una componenti brutali, forti. Dunque, entro questo progetto Macchica ci può essere sul repertorio sardo, dessa musica sarda, che può essere canzoni sardas, questa maniera di cantare, che è su bascio. Devo canto scetti con questa voce alterata, con questo bascio di ispirazioni appunto sarda, campidanesa, che tutto. Dove è musica metal, dove è musica minimalista, dove è una mistura di cose. È di avere un progetto mera composito, con l'idea di fare una musica tradizionale, ma più che a mi fossilizzare in un'idea di tradizioni, da voler reinventare, con tutte le cose che mi interessano, dunque su metal, doiadi, sa musica contemporanea, suonare macchica con sa ventulletta, poi vai sul frisco, suonare launedda sa tutto scordaras, per me
questa è sta cosa, questa è macchicca. Quest'idea che hai differenti linguaggi si porti a mesturare è una cosa che è clara, per me è una necessità, è una cosa che andrà a sola. Parli di una cosa strana, ma questa sperimentazione è uno strumento mero importante per la conservazione. Questa sperimentazione è una cosa per andare a cercare maneras di suonare che poi resi pure perdio. Questa sperimentazione è ricerca, questa sperimentazione è andare a cercare e quando cerca sa gattas. Noi scetti gusto, questa sperimentazione in pizzo dessa tradizione sarda, che devo studiare questa tradizione sarda, devo vai un disco, in pezzo e launeddas contemporaneas e tutto, devo studiare in nodas, in movimentos minimus de su sonai, e questo è tutto cosa che devo studiando, ponendo alloghendi e ponendo a servizio di tutto, per sperimentare, per inventare cose nuove. Dunque è una cosa che dona sa vita a questa tradizione, da conservare, ma che non è da allogare a tipo museo, a tipo mummia, no? È può da imparare. Dunque è un doppio movimento che è fondamentale. E se io sull'ompiu, sa questa parte di questo programma Cosa Nostra, in noi causa vinza state contai, sempre con Elisa Carta come te ospiti, un conticeddo, che una cosa che succede in questa carriera cosa tua, che ha rilassato su segno, che è una cosa spaziosa, no? Che vai di vinza Sarreri. Tu tenesi uno conticeddo con noi? Eia. Già. Beh. Quando una die devo via in Portocervo, fia cantando in un hotel. Portocervo è un ambiente strano umeda. E si sta curziando un uomine elegante, bello. M'hanno bravissima, oh che bellissima, ma si è inventata una cantante italiana, una femmina bellissima. E io fia pensando, Mina, Ornella Vanoni. E invece a Savina questo minarada, ma si è inventato Giusy Ferreri. Ma io mi sono restata gai male, appena detto vabbè grazie, arrivederci. Tu già vi stavi mettendo dei paragoni, se io sì. su Manno, Ornella Vanoni. Non lo so, no, Cioli. Vabbè. E Giusy Ferreri uno deve sarti cosa sua, no? Sì, Ma che non è stessa cantante nostra preferita, penso ne manco sta tua. Però insomma, non ci succede. E poi sa gente di gusto e gusto, ognuno su. Tu te ne si pensa su un altro conticeddo, un altro ricordo? Sempre in Portocervo. È sempre in Portocervo che insomma non è neanche proprio in Sardegna, è un altro luogo. Un altro luogo di questa frase. Sì. Infatti è un ambiente strano umeda per me. In questo hotel un altro uomo, sempre tutto elegante, bello. E voi punti tutto su Bistio 6, gente di tutto pedizzonata non c'è no. Punti tutto eleganti. E questo mi ha fatto sus complimentos che devo avere una oga discreta e non disturbaia. Questo mi hanno detto, devo poter fare dare che musere mia, che sono amico mio, tu non mi disturba, praticamente non mi viene a scurtende, appena detto grazie. Praticamente mi viene da sei un sottofondo bellissimo. Preciso, no? Cioè, proprio un complimento, so, Sì. Quando è che ti tornerai ad andare a Portocervo? Mai più. Mai più. E noi vieta questo concerto, noi si vieta anche hotel. In questo hotel, come non credo non fate un nome, sì. Certo, però di questo è elegante, se noi giocate questo intenditore di musica, questo critico. Ascolta, tornato un vago invece a punti bello si sconto, sovete poi si arrecordata, serve ti pensa di fare uno schermo, no? Quando andas scesi come ti devi rispondi, tu sempre grazie. Invece tornato a Savina, da suonava prima, no? In suo disco che si fatto, in si incontro c'è sti pinza suo traballo di un uomini che noi abbiamo in questo programma, ma io non sto conosco, ma che noi conosco su questo Francesco Pio.
Francesco esti un bluesman, insomma un grande artista, di attento maniera di girare, di andare a reo, ecco. Ma esti pizza su compagno cosa tua? Come ti è andata questa cosa artistica e famiglia, adesso? Come ti si pone in timpari questo due arroz de sa vita? Che in Francisco amos una maniera di vivere sa vita praticamente precisa. Nos assimizamos meda per certas cosas. Pro noi sa musica è sa vita e sa vita è sa musica. Come ti suonavo, certo. E in su disco si poteva ascoltare questa cosa. Questa intimità. È tutto in pare. Quindi Non sono assolutamente se separate. si cucinando e Sì, sonando, sì, no? sì. Se si vende un prato e pasta, un'insalatella e si suona qualcosa. Tendi gusta, ti davazzo un tende, mi piace. Tu ci si vuoi tradurre da po' scrovetto a tu proprio tramite isso, no? Che io detto maniera di intervistare per un'altra cosa. E si mi dice, ma ti devo far sentire, ti devo far intendere, Vinza da Sabogi, Elisa Carta, sto trabalhando questo progetto, ecco. Ma è facile o non è facile a vivi e a suonare È facile. Sì, sì. Quando nasci da Nora, sa minoredda de domo, sa dire a poesi. E si è posto in sa chitarra, in su letto, a suonare. È stato bello. Che sa musica è sa vita. È bello questa cosa. A Renescesa cattai d'ognuno sul logo cosa sua, su spazio cosa sua, in questa domo, in noi sesi, tutti e due sono musicisti, ma pensa tutti e due sono babbo e mamma. Eia, questo è un poco difficile, casa domo normanna, però... Dopo un domo come spazio, vinza Sì. sociali, Sì. non scetti i murus. Francisco ha una cosa che ha potuto pure, che in domo non canta e non suona, perché ha bisogno di sa gente, del suo pubblico. Devo pure giocare. In domo non studiamo, è diverso, abbiamo bisogno di sa gente. Ma Teresi pensa sono un luogo fisico, una sala prova in Eia, Europaese, quindi insomma... però abbiamo sa gana su live. D'uscire, questa è una cosa di importante, perché tu so fai bessi, che serve ti Abbiamo sempre. bisogno Che su serve ti live. sempre. Certo. Ascolta, come testi mutata sa vita cosa tua, finza artistica, non scetti personali, de quando è nasce sa vipia? Sa musica Che non... nasce l'anno passato, no? Su 2022. Sa musica non disco perché non da poi scritta de Noa. Giusto perché così te e basta. Da. Però su cambiamento la papido sa persona mia. Che sono un vago più durche, più forte, più sincera e più coraggiosa. E questo cambiamento io credo che sa da abitare in sa musica che può scrivere in suo tempo. Non si torna ancora a cominciare a scrivere. No, giusto qualche idea, ma pago. Però, siccome io sono nato, e tutti che io sono nato, che se io scrivo su chi sei, quindi se sei mutata come persona, e quindi in qualche maniera ad entrare. Forse se non ti andai a cattare, subito, luego, però mancai a bello, scrivendo. Non fai altro poi tesi savi più a fianco, quindi a Marolla. Questa cosa, ogni tanto ti indiscita, ogni tanto ti fai di punti cosa bella che si fa per un anno, ma sul più tempo vince sapruso si mutanta, da una scetti gusto, si mutanta, a me pure, ma ti cambia un metodo. Andavo a scruffogliare questo su cannoso zerriaso, con ticetto su questa rubrica. Sanno che veniva Eric Barton, suo cantante dei Animals, quindi mo era famoso, mo era famoso per un obiettivo, un miracolo realizzato, concretizzato. In suo contratto ci sarà scritto che Zerbera sa bombola di ossigeno. E noi ci siamo piegati a rio, una mano stavo avanti sbagliato, un refuso, una stupidaggine. Invece arrivava a noi, la prima cosa che ha cercato questa bombola di ossigeno. No, si sono cascato dalle nuvole,
In emergenza, se ho corso in farmacia, io ho piegato una bomboletta di ossigeno e ho scoperto che effettivamente, prima del suo concerto, questo si buffara completamente questa bombola di ossigeno e pari di chi vesti può donare, può ossigenare meglio i polmoni, si può, ormai con solo una certa età, gente che ha fatto una vita abbastanza dissoluta pure. E Cerbera, se non te ne stai cusso, non è cantavo, quindi tu rischiandi di non fare questo concerto. Ancora in compagnia di Elisa Carta, cara Elisa, cara. A me mi piace di essere uno che anda a cercare a intro del suo trabalho dei artisti, sa poi tascio che ascoltatori nostri, su punti gente curiosa e ho intiscidotto. Siccome tu Masennau, ha provato questo disco, ma si corrigge ora, Masennau, là che sul disco non è bessio, deve questo bessio già è 2 anni, e va bene, posso sbagliare pure, e Masennau. Sul disco da provato vinsa con questa collaborazione di medas artistas, chi manti aiutava e antivato vinsa da tante scritte e canzoni, no? Adesso non me ne Gallincono, una soprattutto sul Pacifico, ma ricordo bene. Però se si vinsa una che in questa intervista è bessi da pillo sa questione a sola, cioè di braci di vinsa fai cose tuas. È più difficile a interpretare uno traballo, un testo, una cosa, una canzone scritta da un altro, da un autore, o andivai una po' con tu? Tanto, s'indole mia est de interpretare. Ah, Sa cosa più facile per me è interpretare. Io mi sento un interprete. Difficile è per me scrivere. Pigliare un'immagine, pigliare qualche cosa che mi fa scrivere, casi no, per me sindole è da interpretare. tu sei un interprete, non lo sai? Sì. No, di braci di a donare però su cavori, su colori, cosa tua, a qualunque cosa scritta di qualunque altro. No, ci ponisi su tu, e su tu ponisi in quale maniera? Arribudeo, Alessio Mura, su maestro, ti scrive una canzone di Naola Elisa, questa è la canzone che ha scritto con tu, però tu ci ponisi su condimento cosa tua, hai cesti. Prima fidi importante si interprete. Certo. Come sono tutto Autori, su. sì, no? Invece no, bisogna solo interprete. Che uno può scrivere una bellissima canzone, però non rischi di cantare. Perché si interprete. Perché una Ornella Vanoni, una Certo. Mina. E questo è un capo umano a questa tradizione. Torna tutto in cuni, a questa musica italiana, no? Dei anni 60, 70, insomma, questo su chi punti entro in inglese si chiama su background, cosa tua, no? Quindi Sì. ti intendi se uno vago pruso accappiata con questo ruolo, interprete ai cesti. C'è una questione che mi piace sempre cercare di comprendere, è questa delle collaborazioni, sì, no? In questo disco ci punti meta collaborazioni, sì. C'è una collaborazione che non hai ancora fatto e che ti da piace a fare? Beh, si dia questa possibilità mi dia piacere meda di triballare chi non Ornella Vanoni. Che per me è la che più bella che abbiamo in Italia. Si interprete più importante. E poi de sos cantautores italianos vada Samuele Bersani, che per me è il top. Che è un autore, un cantautore meda profondo. Mi dia piacere triballare chi nisso. Esti uno vago sparesio Samuele Bersani? No. Ah, No. Se lo devo che non tu No, come si fattendo una tournée, credo quindi un'orchestra. Poi t'ha proprio Samuele Bersani. Mi piace a me da Saoghe e sta sincerità su scrivere. Che è una cosa Sì, ben speciale importante, meda. no? Devo suonare a singhiazzo quando vi so poi dentro sul live. E sto altro del fueto, su ci punti intervista, sai, in scali, se bessi in tv su che voi tornanta. E questo è uno di questi fueto. Ecco,
Dobbiamo sono prima sul live pure, no? Sul live è un momento in noi tu arsi sopra di un palco, su una pubblica innanzi, se tu immaginavo finse sa, no su sta musica da Francesco, sta musica da vedere sul live, che non si piace da suonare in domo, ecco, intendisi quando arsi a sopra del suo palco su pubblico, è una cosa che ti dona da energia, che ti fai andare innanzi, sì, o no? Meda. È un'energia che anda e torna, è uno... come si può narrare? Uno scambio? Sì, uno scambio. Scuso su bello. Che ci siano 10 cantare. persone o che ci siano 100? È su mattessi. Anzi, sì, più spagas su uno e più è difficile stare sopra su palco. Sì? Sì. Si canta in una domo, se non spagas persone è più difficile per me. Se sono in un teatro e bisogna 1000 persone è più facile. Sa musica è su traballo cosa tua? È importante a sa formazione. Tu hai una formazione, si studiamo, fai questo che fai, sì. Secondo te, chi deve donare un consiglio, no? Un suggerimento a spicciocchetti su questo programma, ma anche tu che stai finza sei spicciocchetti, sei spittioso. Se ti stanai, studia, che ti serve, anche io sta vai su musicista. O no? No. Per me, si scuola è stata un disastro. Cadevo in scuola non ho imparato nulla. Su chi ha imparato, l'ha imparato in sa vita. Per me, si scuola è tutto su sistema scolastico italiano è tutto da tornare a fare, perché è ezzo. Ma questo non è un caso che non do importanza all'istruzione, per carità. L'istruzione è importantissima, però si scuola non serve a nulla per me. Sa vita è importante meno. Però Castelli proprio su fatto di diventare musicista, deve essere dessa musica su traballo cosa sua. Ancora andare a scetti su arziare sua di un palco, questi da importo, o si formai, o studiare un palco. Ma bisogno di avere questa fortuna di agattare queste persone giuste. Questo bicchiere. Questo. Ma non si scuola. No, non in scuola come istituzione, no, però questa formazione su studio. Giusta. Sor mastros o un amico, queste persone sono giuste, però. C'è una persona giusta in questa storia cosa tua? Chi ha la sapienza di essa o che di esso non gli ha fatto nulla, non gli ha fatto su chi faccio in noi? No. Cindi punti bene? Sì. Tutti schiasi a topiare? Sì. Che in una maniera punti in trausante ciunto un arroghedetto. Sì. Andava, si torna a frimai e poi si torna con un arrogo del suo programma cosa nostro, in noi non c'entro mai nulla e spregunta da fare il suo pubblico. Quindi preparati perché io non ti posso aiutare. Funtisso su chi domanda. Sei pronta? Pronta. Andava, torna su de moi a paro. E se io sull'ompius a s'ultima parte del suo programma cosa nostro. In noi, pregunta ma le tu, non ti posso aiutare. Da fare i spettatori che scegliente che ci via sta due come te ospiti danno a punna un nuda. Io si manda i pregunta. Sei pronta? Pronta. No. Al suo primo, o sa primo, Bobba Cicca, si scrivi, ma chi è sti bruso belligetto, attento e tenero, si da in italiano con sa pipia? Tu o Francesco? Francisco. Francisco è stessa femmina e Dio su maschio. Dice sì. Murica questa cosa, queste questioni. E va bene, però insomma, penso che attendi un novello dove vai di sa mamma e dove vai di suo babbo, no? Tutti e due aiutano a questa cosa. Che all'incontro si scrivi, poneoso che tu sei interprete e sa canzoni, però chi ti scrivi o decidi di descrivere una canzone, venditi 1 milione di copie, no? Fai un successo mano. Proprio non ti dà per tasta. Questo è su chi si nanta isso. Che è la stessa prima cosa che fai. Quando arriva da su
semestrali si ha e una usaici arriva da Sassegno. Mi dia a comprare una domitta in donzi luoghi che mi piace da me. Una in Urtei, una in Campidano, Monastero San Sperate. Una bella Saludos roba. amigos de monastero che si piace a domo che è de Santo Sparà. Verso prezzo. Una domitta in Parigi, Ah, una in Portogallo, una in Napoli. ma questa coppia sono diventati bene in mezzo a De Bruce domingo. No, domitta Piticheddas, no? Reddas. Apposenteddas, Sì. no? Un apposento con il suo bagno, questa cucina, tutto. Sì. E un'altra in Brasile, a corso della foresta amazzonica. Funti il logo su del suo coro, questo su chiasi nominato. Sì, su Brasile è sa musica brasiliana. Ma tu sei andata? No, E in Portogallo? Portogallo è io. Su Portogallo mi piace meda. Mi pare di stare in Sardegna. Sì. Per me su Portogallo è bellissimo. Non te su puoi dare, ma ti piace di pizza su Fado? Meda. Amalia Rodriguez, no? Sì, è come vado una cantante che deve scurto meda che si narra da Anna Moura. Se ti dessi parenti cosa mia. Te sono Mura, quindi. No, Moura. Vabbè, dai, non andavo a dire. Quindi, vendevo una parica di milioni di euro, vendisi una parica di milioni di euro di disco, domiteddas, Sì. piticheddas in il logo su del suo coro. Bene. Anda bene. L'ultima cosa che narranta, che io lo precontai, ma non ti preconto devo, ti precontano i spettatori di Cosa Nostra è questa. Sei arrivato sul 2023, ed è questa possibilità di tornare in Isannus e di tornare a cominciare tutto, in tutto. E non gli sta vai o gli sta lasciare tutto come in testi. No, su chi non mi dia a piagare di tornare a fare si scola. Proprio sa scuola non ti Si piace. scola. Come ti ha pozzanato si scola non ho imparato nulla. Quindi più su vita e più spago scuola. Eia. Chiaro che sul sistema scolastico rinnova sos programmi. È antico. È tutto antico, ezzo. Quindi, insomma, un consiglio ti potevo donare, Su Mudai tutto. su conservatorio pure. Hai mudato? Mudavo. Mudaus. Anda bene, mo si ascoltavo su live cosa tua, devo ti torno grazie per essere stati ospiti cosa mia, ma prima di serraio non è una cosa, ci viene una duda, un dubbio, se non è, no? A sua di questa lingua, invece ti faccio complimenti, scusate che si può dare, è bello, lisio, anda bene, commenti chi vessa da questa cosa più bella, commenti s'acqua, quindi ti torno grazie per essere stati ospiti grazie cosa a te. nostra, ti faccio meglio auguri su vostra vita e possa musica, che appunto ti sono in tutta questa puntata, due cose che hanno andata, una va tessata, o impari. Anda bene? Grazie mille. Su live. Grazie. Entro stanotte in questa itta, tutto si pone in corona, gente sti da colore luna, non scorte fami né d'armetta. Sagaramiendo no papilo, su ferro masse cau su filo, solo so morto in terra anzena, s'anima mia è storrata a domo, e io non m'ammento nuda, deo non disco nuda. Sa su sto treme duro duro,
sufochile nara minuese scomo no tenza tiene domo daya 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 Sauca sua brena e cantones Vasos quisquita na donzae Sa sombra spesa n'uno ballo Passu torrauta e s'inferro Sa susto treme toro toro Sola sa domo che n'ameres Soluso morto in terra anzena S'anima mia è storrada